Una rissa per futili motivi al centro di due casi di cronaca registrati negli ultimi giorni al Civiform di Cividale. Protagonisti i minori stranieri non accompagnati ospitati nel centro cividalese, dove secondo le intenzioni gli stessi dovrebbero imparare un mestiere per un futuro migliore. Non è la prima volta che si registrano casi simili, soprattutto quando sale la tensione nel cosiddetto derby etnico, dove lo scontro si traduce in botte. Nel primo caso una ventina tra bengalesi e afghani e solo il pronto intervento del personale del Civiform e dei carabinieri ha evitato la degenerazione. Alla fine qualche contuso e danni materiali. Meno di 24 ore dopo, stessa scena, solo che ad affrontare i bengalesi un gruppetto di egiziani. Il particolare? Sempre durante le pause pasto, la presenza dei carabinieri in turno alla mensa. Interviene il sindacato Uniarma, richiamando l'attenzione sulla necessità di rivedere le attuali modalità organizzative. Secondo lo stesso sindacato è quindi opportuno sospendere la consumazione dei pasti in contesti non pienamente idonei e individuare soluzioni alternative in grado di assicurare adeguati standard di sicurezza e dignità, oltre a fornire riscontri chiari e puntuali alle segnalazioni già avanzate. Che noi abbiamo affrontato già anni fa come un'arma questa del problema del Civiform, ecco, delle frequenti liti. E poi ad oggi non mi risulta che ci siano stati dei feriti comunque dentro in quella rissa, in quella rissa, come carabinieri intendo. Certo, dunque non ci sono militari coinvolti voi avete fatto solo operazione di, diciamo, di messa in sicurezza. Quello che avrebbero Sì, fatto sì. qualsiasi carabiniere libero in servizio trovandosi lì, Mhm. giustamente, o comunque allertati eventualmente dal 112 per sedere una rissa. Favorevoli alla chiusura della convenzione con la Civiform, ma questo è un discorso che è già stato affrontato parecchio tempo fa da un'arma. In primo luogo siamo stati sempre sostenitori per quanto riguarda l'elargizione del buono pasto ai militari e poi di trovare delle strutture idonee. Non sono delle scelte che prendiamo noi come sindacato, ma le devono fare i nostri dirigenti, ecco, ma per dirigenti si intende a livello nazionale Roma.